Dopo l'ufficialità del taglio di 2 milioni di fondi alla Biennale da parte della Commissione europea per il caso del padiglione Russia, nel centrodestra regionale all'interno di Fratelli d'Italia si è innescata una distanza che promette di surriscaldare il dibattito politico nelle prossime settimane. Da una parte la linea che invoca il rispetto dei regolamenti europei, al pari di quella del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Diciamo che come tutte le grandi iniziative che vengono finanziate hanno delle regole e quindi se queste regole non sono state rispettate purtroppo poi arrivano le sanzioni. Dall'altra, quella più intransigente, che accusa Bruxelles di censura nei confronti della libertà della cultura. Così proprio la titolare a Palazzo Balbi della delega alla cultura, che si dice sconfortata dalla scelta dell'Europa. Io ho colto personalmente questa decisione con grande sconforto. La Biennale è comunque un'istituzione culturale di importanza internazionale. Punirla in questo modo non significa sicuramente supportare questa realtà. La faglia che si è aperta sul caso Biennale evidenzia da un lato la linea di scontro con l'Unione Europea. Siamo convinti, e l'abbiamo detto più volte, che la scelta di invitare il padiglione russo non fosse una delle più apprezzabili, ma ciò non giustifica questo taglio importante che viene fatto a un'istituzione che è centrale per la cultura dal punto di vista internazionale. Sappiamo con certezza invece che verrà posto in essere un ricorso contro questa decisione. Noi ci auguriamo chiaramente che possa ritornare centrale il dialogo, quindi il ruolo del confronto, affinché questa soluzione possa concludersi nel modo meno traumatico possibile per tutti. Dall'altro il profilo prudente e orientato alla responsabilità finanziaria. Nel ricorso sicuramente si troverà una mediazione non tanto economica, più intellettuale. Ecco. L'arte deve essere libera di esprimersi, però appunto deve essere libera di esprimersi, ma se il padiglione è di proprietà dello Stato russo è chiaro che forse non è totalmente libero. E quindi c'è da capire questo, che potrebbe essere andare in contrasto con quella che è la visione del presidente Buttafuoco. La paura forse era quella che chi poi va nel padiglione non sia libero di esprimersi come vuole.